Che cos'è questa Summer School? Allora, la Summer School è una scuola intensiva che abbiamo fatto per alcuni studenti che hanno aderito. In questo caso è particolare perché coinvolge 3 università diverse, il Politecnico di Milano e l'Università di Studi di Udine. Tutti studenti della Facoltà di Architettura e neolaureati under 30. Sono 26 iscritti, si sono iscritti in 26, hanno lavorato per 10 giorni in maniera intensiva sul tema del paesaggio della bonifica, sugli edifici della bonifica. Abbiamo scelto 4 edifici su cui lavorare, si sono divisi in gruppi e hanno lavorato su questi edifici fornitici dalla consorzi di bonifica situati nell'area veneta. Abbiamo avuto 13 relatori, è una Summer School che ha all'interno del comitato scientifico anche soggetti internazionali, anche docenti dell'Università di Tokyo, per capirsi. Abbiamo fatto 92 ore di lezione intensive e loro alla fine avranno l'equivalente di un corso, i crediti per l'equivalente di un corso, dipende dal dipartimento a cui afferiscono, se sono studenti oppure avranno i crediti come professionisti. Architettura e paesaggio con il coinvolgimento degli enti della bonifica, come è stato affrontato poi nello specifico in aula questo tema? Allora, il tema della bonifica è stato affrontato chiamando i soggetti che ci hanno anche sponsorizzato, quindi gli enti di bonifica, che ci hanno mandato vari loro esperti a parlare di cosa è successo, cosa sta succedendo, come è nata, come è cresciuta, come si è evoluta la bonifica nel Veneto e ci hanno detto anche adesso quali sono le problematiche e quali sarebbero le loro aspettative. L'obiettivo fondamentale a cui loro tendono ancora, è quello di cercare un aggancio pluridisciplinare, in particolare con l'architettura, per migliorare la qualità dell'ambiente degli edifici della bonifica. Cioè, fondamentalmente sono macchine, sono edifici che non hanno grande pregio architettonico, vanno spesso a interferire con l'ambiente circostante e invece in questo caso abbiamo cercato di riqualificare l'ambiente l'intorno. Qual è stato il riscontro da parte degli studenti di questa Summer School? È stato un buon successo per questo corso? Beh, gli studenti sono stati entusiasti perché era la prima volta che affrontavano un tema di questo genere che non viene assolutamente praticato nei corsi di architettura e avendo a che fare direttamente con un tema ben preciso hanno avuto modo di confrontarsi con qualcosa di reale e quindi con un'applicazione che in qualche maniera potrebbe anche essere realizzabile. I risultati che poi saranno esposti manifesteranno appunto questa cosa, del fatto che loro si sono dedicati spassionatamente al loro progetto, ovviamente sotto tutela di almeno una decina di tutor tra noi e tutor della bonifica, perché abbiamo collaborato insieme sia a livello didattico sia a livello di tutoraggio, per cui i risultati sicuramente sono abbastanza considerevoli.